La polemica sta nella misura in cui culturalmente nei nostri campi, nelle nostre calle si è sempre visto il bambino giocare e via. Certo, ci sono dei limiti che non devono poi prevaricare quelle che sono le libertà altrui. L'assessore veneziano alla polizia locale Giorgio Deste difende l'operato degli agenti dal diluvio di critiche ricevute per aver multato le famiglie di un gruppo di ragazzini che giocavano a pallone in Campiello Pisani. Sono intervenuti in seguito a numerose segnalazioni, ricorda, come imposto da una legge che non potevano far altro che applicare. Gli agenti ovviamente hanno fatto il loro lavoro, ma non l'hanno fatto casualmente, l'hanno fatto proprio in ordine a numerosi esposti che sono stati fatti e credo che da bravi genitori tutti noi dobbiamo soprattutto saper educare e anche vigilare sui nostri ragazzi, quindi non ne farei una storia così eclatante, ma insomma poi non sono stati multati i bambini, ma sono stati multati i genitori, per cui cominciamo a dare le informazioni corrette. Le opinioni poi sono sempre legittime, puntualizza Deste. Quello che è inaccettabile sono gli insulti comparsi sui social verso gli uomini della polizia locale che ogni giorno fanno del loro meglio per combattere il degrado e la criminalità anche in centro storico. Bisogna cominciare ad avere rispetto delle regole, delle divise, delle leggi e sono uguali per tutti, quindi tutti i cittadini devono rispettarle, quindi non si può fare una differenziazione certamente tra chi risiede in un luogo piuttosto che un altro. Sono gli stessi cittadini, fa presente l'assessore, a chiederci una stretta delle norme sui comportamenti contrari al decoro in città. Stretta che abbiamo dato col nuovo regolamento di polizia urbana discusso nelle scorse ore in commissione. Dopo il passaggio in Consiglio Comunale faremo di tutto per renderlo operativo quanto prima, anche se per dargli piena applicazione servirebbero ancora più uomini. Il corpo che abbiamo trovato era un corpo la cui età media era 57 anni, per cui rinnovare il corpo sotto i suoi vari aspetti, compresa quella dell'età e anche quella numerica, naturalmente è un programma che abbiamo già attivato, avviato, abbiamo avuto di che aumentare il corpo, e quindi oltre 500 uomini oggi in totale. Certo, il numero più adeguato sarebbe quello di avere almeno 800 uomini. Ci proviamo, chissà quando ci riusciremo, ma noi ce la metteremo tutta.